Questo è un servizio offerto dal Santone di Avella il maestro Cleo. Oroscopo della settimana, dal 30 aprile al 5 maggio. Ariete, sarà un incantevole fine mese. Cercate di essere pronti perché per chi è single nei prossimi giorni potrebbe incontrare finalmente l'anima gemella. A maggio ci saranno sorprese molto positive per quanto riguarda il lavoro. Toro. Fate quello che volete, ma mai cedere ai compromessi. Nel mese di maggio vivrete giorni meravigliosi. Tenetevi pronti perché tutto può davvero succedere. Gemelli. Il successo professionale ed economico è proprio dietro l'angolo. Mettete però in conto che qualcuno cercherà in tutti i modi di mettervi i bastoni tra le ruote. Tenete gli occhi aperti. Cancro. Tenete sempre presente quali sono i vostri valori e non perdete mai la bussola. Fortuna in amore. Leone. Fortuna sotto ogni punto di vista. Tutto potrebbe poi cambiare da un momento all'altro. Quindi non fatevi trovare impreparati. Vergine. Non cincischiate troppo perché in questi giorni dovrete essere molto rapidi a prendere decisioni importanti. Maggio non sarà tutto rose e fiori. Bilancia. È un periodo in cui avete un po' i nervi a fior di pelle. Dovete assolutamente tenere a bada la vostra collera. Scorpione. Per chi vuole sposarsi questo è il momento giusto per chiederlo al partner. Dal 2 maggio le cose gireranno molto bene nel lavoro. Sagittario. Non vi annoierete nemmeno il prossimo mese. Difatti la vostra vita continua ad essere piena di contraddizioni e piacevoli sorprese. Cercate di essere cauti per quanto riguarda gli affari. Capricorno. Finalmente in amore e in lavoro ci sarà la tanto attesa svolta. È possibile che troviate la vostra anima gemella. Acquario. A maggio avrete fortuna sia in amore che nel lavoro. A proposito di questo ultimo aspetto ad inizio mese dovrete comunque affrontare un periodo un po' stressante. Pesci. Dal ritorno del ponte del 1 maggio troverete ad attendervi in ufficio qualche problemino di troppo. Bene sempre l'amore.